Buonasera a tutti, benvenuti in sala a questa seconda edizione di Soligo in Rete, meeting sull'informazione organizzato dalla Dplay, società editrice di qdpnews.it. Ieri sera siamo partiti, serata di debutto, con la diretta televisiva su Focus, su Rete Veneta di Focus, il talk show televisivo condotto da Luigi Bacialli. Oggi, giorno di San Martino, Capodanno agricolo, abbiamo voluto rendere omaggio al nostro territorio con appunto questa serata dedicata alle colline dell'Alta Marca Trevigiana, colline care ovviamente al nostro Prosecco superiore, altresì Conegliano Valdobbiadene di OCG. Io vi tedio 2 minuti ringraziando ovviamente i nostri sponsor che state vedendo scorrere qui sui 2 maxi schermo, sponsor che hanno creduto in noi in questo momento non felicissimo per la nostra economia e curiosamente questo meeting, questa prima edizione di Soligo in Rete è stata proprio dedicata all'economia, economia che come credo ve ne sarete accorti ha leggermente dominato le prime pagine dei giornali, basti pensare al caso Grecia piuttosto che alla crisi delle banche popolari venete e non parliamo poi dei fallimenti delle aziende che anche qui in zona hanno avuto un certo riscontro. Ovviamente ringraziamo gli sponsor, ringraziamo i 2 enti che ci hanno sostenuto in questa edizione d'esordio, il Comune di Pieve di Soligo e la provincia di Treviso. Io ringrazio l'assessore Barbara Fornosier che se vuole salire sul palco per un breve saluto. Un brevissimo saluto, grazie intanto a Glauco. Buonasera a tutti, purtroppo questa sera, o per fortuna, ci sono io perché il sindaco, causa malanni di stagione, è a letto con l'influenza, copertine e termometro in bocca, quindi non ha potuto essere presente, ma vi porta comunque i suoi saluti. Ringrazio Glauco, appunto, come ho detto prima, ringrazio tutti voi per essere qui a questa prima edizione di Soligo in Rete, un meeting sull'informazione che vede in tutto il programma grandissimi ospiti e tratta temi molto caldi, soprattutto in questo periodo. Quindi non vi tedio oltre perché c'è molto da parlare questa sera, quindi grazie a tutti e buona serata. Grazie all'assessore Fornasiera, assessore al turismo, quindi in ogni caso una presenza adeguata. Se vuol fare un saluto anche il consigliere provinciale Zabotti, rappresentante della provincia, e Pievigino, Doc, no di OCG, Doc. Grazie, buonasera a tutti. Io ho già avuto modo di scrivere direttamente al direttore, a Glauco, il segno del compiacimento e dell'apprezzamento per questa iniziativa, perché va nel segno assolutamente della comunicazione, dell'informazione, del mettere al centro il nostro territorio rispetto ai grandi processi sia culturali che economici che delle informazioni che oggi registriamo. Quindi credo che davvero sia una serie di serate e di giornate complessivamente particolarmente importante, che poi mette poi anche la provincia di Treviso evidentemente nell'ottica di poter essere oggi a dare il patrocinio nel segno appunto di un augurio, di un sostegno, di un apprezzamento, e anche perché tutto questo possa consolidarsi e trovare ulteriori slanci, ulteriori traguardi per il futuro. Grazie ai promotori, grazie a tutti voi, buona serata. Grazie, consigliere Zabotti, che è anche presidente della Commissione Cultura. Io saluto anche il senatore Franco Conte, che ho visto entrare e che non sarà qui in platea. Prima di cedere il microfono a Gianluca Renosto, collaboratore di QDP News e della Tribuna di Treviso, io lancio un video emozionale, lo abbiamo definito, un video che è stato realizzato da un nostro corrispondente Giovanni Carraro, scrittore, imprenditore e tante altre cose.
ci ha voluto regalare questo video, quindi gustatevelo e poi lascio la parola, cedo il microfono a Gianluca Renosto e ai suoi ospiti. Buona serata e grazie ancora a tutti. Le colline del Prosecco, storia di tradizioni, di gastronomia, di convivialità. Il racconto di un momento condiviso davanti a un calice di vino. Il desiderio di raccogliersi attorno al fuoco a mangiar castagne o ritrovarsi a giocare una partita di carte in una di quelle osterie che c'erano una volta. Osservare la mano del contadino che si prende cura di un delicato tralcio di vite, immagini di tradizione, immagini senza tempo. Unire lo sport alla natura, a piedi o in bicicletta, tra il susseguirsi di valli e di colline in luoghi di una bellezza intramontabile. Decine di sentieri, centinaia di chilometri tra i filari, tutto questo è la terra del Prosecco.
Luoghi del cuore, luoghi dell'anima, la terra del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene di OCG. L'applauso, buonasera e benvenuti all'Auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo. Grazie per la vostra presenza importante in questo mercoledì sera di San Martino. Non era facile uscire di casa, grazie per essere qui all'Auditorium per vivere insieme questa serata davvero straordinaria. Un luogo eccezionale, abbiamo detto, un luogo del cuore, un luogo dell'anima e un luogo che, se tutti insieme forse ci crediamo, potrà essere anche candidato e nominato a Patrimonio dell'Umanità UNESCO. È questo il tema della serata, è questo lo stimolo che questa sera vogliamo sottoporre a voi, gentile pubblico, insieme a tanti ospiti, a tanti relatori del mondo dell'economia, della politica e anche del mondo dell'imprenditoria. Insomma, una grande concertazione questa sera su questo palco. Tra brevissimo andremo a presentare gli ospiti, proprio volta a questo tema. Le nostre colline, le colline del Prosecco Superiore, sono candidate a Patrimonio UNESCO. E allora, con il vostro applauso, io ringrazio anche il nostro Giovanni Carraro. Grazie Giovanni per questo tuo video. Alzati in piedi Giovanni, fatti riconoscere. Veramente un video straordinario realizzato con un drone, se non sbaglio, con queste riprese aeree. Adesso scombino tutta la regia mettendomi qua, ma insomma, com'è stato questo video? Complimenti intanto. Beh, è stata un'emozione bellissima perché sono stato chiamato per rendere omaggio al territorio del Conegliano Valdobbiadene di OCG per quel che riguarda l'escursionismo, perché io ho scritto dei libri di escursionismo sulle Prealpi, ma grazie a questo lavoro ho scoperto una novità, cioè normalmente io racconto 936 km di sentieri tra Segusino e Stevenà sulle Prealpi. Non pensavo che un quinto di questi sentieri fosse dedicato alle colline del Prosecco. Avete visto prima un dato, 18 escursioni, 40 varianti per un totale di oltre 200 km, tutte sul territorio del Conegliano Valdobbiadene di OCG. Ci sono dei sentieri bellissimi in mezzo ai vigneti, in mezzo alle montagne, colline subprealpine come dicono i geologi, ce n'è qualcuno qui in platea, e quindi è veramente una terra che va valorizzata. Non ci sono grandi salite da fare perché la quota più bassa sono 200 metri, la più alta 600 metri come sul livello del mare, quindi adatta a un pubblico allargato. Un brevissimo dettaglio del video: oltre al drone ci sono aspetti di ruralità, avete visto una soppressa, avete visto un prosecco, è tutto fatto in casa, da me e dalle comparse che l'ho qua in fila. Renzo ha fatto l'escursionista in bike, mia moglie Chiara è stata insieme alla zia Rita, le due persone che erano all'inizio. C'è stato il contadino Virgilio che abbiamo qui, che ha girato i tralci, oltre alle varie comparse dell'osteria, che è l'osteria da Pillonetto, la storica osteria in centro a Sernaglia. Bene. Grazie Giovanni. Allora, grazie a questa produzione di famiglia, chiedo scusa alle signore che sono passato davanti, raggiungo il palco velocissimamente per entrare nel vivo di questa serata e chiamare anche qui sul palco i nostri ospiti e i nostri relatori. Abbiamo detto quindi un territorio affascinante da promuovere, da valorizzare, da tutelare anche, questo è un aspetto importante. Insomma, il denominatore comune della serata sarà proprio questo: cercare di capire quanto questo nostro territorio potrà ricevere da un'eventuale nomina a Patrimonio dell'Umanità UNESCO, e lo faremo. Adesso invito gli ospiti a salire uno alla volta con prima di tutto una persona straordinaria che abbiamo davvero il piacere e l'onore di presentare e di avere ospite questa sera, perché i suoi dossier, i suoi rapporti hanno portato all'iscrizione, se non sbaglio poi mi correggerà, ma spero di dire delle cose sensate, hanno portato alla candidatura a patrimonio UNESCO dei Sassi di Matera e anche del Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano, e quindi è un grossissimo piacere che sia lui comunque uno dei punti di riferimento anche per la candidatura della nostra zona del Prosecco Superiore. È con noi, un grosso applauso, Pietro Laureano. Grazie, adesso invitiamo il professor Laureano ad accomodarsi in questa poltrona.
Insieme a lui abbiamo il piacere di ospitare e di avere qui con noi questa sera anche il presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, Innocente Nardi. L'applauso del nostro auditorium. Invitiamo anche il presidente Nardi a prendere posto qui a fianco al professor Laureano e poi altri relatori. Abbiamo il piacere di ospitare il sindaco di una delle due città simbolo della nostra area, sto parlando del sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Grazie anche al sindaco a cui chiedo di accomodarsi in quest'altra poltrona, e poi insieme a loro abbiamo 3 ospiti che provengono da realtà diverse e che ci aiuteranno nel corso della serata ad alimentare un po' quello che è il dibattito sul territorio, sul nostro territorio. E allora ho il piacere di presentare il presidente di Federalberghi Treviso, Federico Capraro. Buonasera anche al presidente Capraro, che invito ad accomodarsi su questa poltroncina. Buonasera. Con noi c'è anche la coordinatrice del coordinamento, scusate il gioco di parole, Fare Rete, che è un coordinamento che diciamo è nato proprio per la tutela dell'ambiente e riunisce un sacco di associazioni che lavorano proprio per questa causa: il WWF Terre del Piave, Treviso e Belluno, Lega Ambiente del Vittoriese e Lega Ambiente di Sernaglia, l'Associazione Democrazia, il Presidio Libera Pino Impastato e molte altre, non le dico tutte, sono troppe, le dirà magari lei. È con noi Daniela Castiglione. Mi sposto un attimo per non coprire i nostri ospiti. Prego Daniela se può accomodarsi qui. E chiudiamo la nostra platea con un'altra persona davvero importante che abbiamo il piacere e l'onore, come del resto tutti gli altri ospiti, ma in particolare anche la sua presenza, già segretario generale della NATO, diplomatico, manager, è un vero piacere averlo con noi questa sera. Sto parlando del dottor Alessandro Minuto Rizzo. Buonasera. Invito anche il signor Minuto Rizzo ad accomodarsi nell'ultima poltroncina disponibile. Buonasera e grazie davvero per la vostra presenza. Ora appunto abbiamo presentato i nostri ospiti ed ora è il momento di entrare nel vivo di questa conversazione. Io partirei proprio da lei, professor Laureano. Abbiamo parlato di questa candidatura a patrimonio UNESCO, ma per me, che sono un po' ignorante in materia, vorrei capire di preciso che cos'è questa candidatura e come si sviluppa, insomma. Saprete tutti cos'è l'UNESCO, no? È la massima organizzazione mondiale per l'educazione, la scienza e la cultura. L'UNESCO ha una convenzione, le convenzioni sono i modi con cui l'UNESCO si organizza su determinati argomenti, le agenzie delle Nazioni Unite si organizzano per convenzioni a cui aderiscono i paesi. Questa convenzione si chiama la Convenzione del Patrimonio Mondiale. Il Patrimonio Mondiale dell'Umanità è una convenzione nata ormai 40 anni fa, nacque per difendere i templi di Abu Simbel in Egitto, che rischiavano di essere distrutti dalla costruzione della diga di Aswan, e la comunità internazionale di cultura decise che bisognava fare qualcosa nel mondo per proteggere i monumenti e i siti. E si rinnovò quella che era la famosa lista delle meraviglie del mondo, no? Delle antichità, le 7 meraviglie del mondo. E quindi si incominciò a distillare una lista a cui le varie comunità proponevano i luoghi che loro consideravano importanti da salvaguardare per l'umanità intera. Quindi il primo obiettivo fu la salvaguardia, la tutela, quello che non dovevamo assolutamente perdere e dovevamo trasmettere alle generazioni future. E col tempo questa lista si è man mano aumentata. L'Italia è uno dei paesi che ha più siti iscritti al mondo, e questo ci riempie di orgoglio, e i paesi che aderiscono sono forse il più grande numero di paesi che aderiscono ad una convenzione UNESCO, ma soprattutto i luoghi hanno incominciato a vedere che questa iscrizione portava dei grandi vantaggi, cioè portava immagine. Veniva inserita nelle liste delle visite dei capi di Stato, veniva inserita nelle grandi guide internazionali, veniva inserita negli itinerari di turismo, quindi incominciamo anche noi dell'UNESCO a vedere che era anche un modo per accendere i riflettori su alcune situazioni che dalla notorietà avrebbero avuto bisogno.
Quindi non solo la tutela, ma anche un certo meccanismo, diciamo, di valorizzazione economica, e questo è stato tutto il lavoro fatto sui Sassi di Matera. Se qualcuno di voi più grande si ricorderà, i Sassi di Matera sono un luogo straordinario, ormai noto in Italia per essere straordinari, però abbastanza dimenticato, cioè erano un rudere di macerie, di immondizie, di rovine, e con l'UNESCO riuscimmo ad accendere i riflettori su Matera e a ricreare l'interesse. Adesso i Sassi di Matera sono completamente riabitati e tra l'altro si sono candidati a Capitale Europea della Cultura 2019 e hanno vinto questa sfida enorme con città di prestigio dell'Italia che sono per tutti noi un fiore all'occhiello, come Siena, Ravenna, Ferrara, Venezia e così via. Ecco, questo per dire che l'intervento UNESCO può essere utile proprio in alcune situazioni dove magari le qualità non sono così note, non sono così espresse, ma sono soprattutto anche un momento per la comunità per fare il punto sulla propria identità, sul loro valore. Noi siamo qui in questo momento a parlare di questi luoghi bellissimi, non c'è bisogno che lo racconti io, voi li conoscete meglio di me, li abbiamo visti in questo splendido documentario, quindi certamente sono luoghi belli, però come raccontarlo agli altri, come comunicarlo agli altri, soprattutto ad un consesso internazionale abituato a vedere cose distantissime, lontane, diverse, con occhi diversi, in luoghi diversi, e soprattutto anche come trasmettere nel futuro questa bellezza e come trasmettere questa realtà dei luoghi. Ecco, noi rendiamo omaggio ai luoghi, siamo qui come UNESCO per rendere omaggio a questo luogo straordinario. Noi non siamo i proprietari dei luoghi, ne siamo i custodi. I luoghi ci saranno prima di noi e ci saranno dopo di noi. Dobbiamo trasmetterli agli altri, ma rendendo omaggio ai luoghi rendiamo omaggio alle persone che li hanno creati, perché questo è il punto fondamentale. I luoghi sono stati creati da qualcuno e continuamente vengono mantenuti da qualcuno, continuamente viene fatta un'azione su questi luoghi per poterli perpetuare, per permettere alla gente di viverci e quindi di creare valore. E questo è tutto il racconto che faremo su questa candidatura, esaltando la capacità produttiva, la tenacia di queste genti in un luogo che era marginale, che era considerato ai margini anche da una situazione economica e che ha creato delle regioni di successo. Insomma, questo sarà un po' il cuore di questa candidatura, perché alla fine sono le persone che ci abitano, i veri protagonisti delle realtà, e le persone che si abitano possono utilizzare queste candidature per fare il punto nella loro comunità, fra di loro, per discutere, per incontrarsi come stiamo facendo qui. Io ringrazio di questa occasione perché è importante nell'iter UNESCO proprio i momenti di comunicazione e di partecipazione. Ecco, lei accennava a questo aspetto antropologico, veramente nel nostro caso, penso anche nel caso di altri territori che si presentano alla candidatura, ma nel nostro caso è una visione antropologica molto radicata nell'agricoltura, e poi ne parleremo anche nello specifico con il presidente Innocente Nardi. Ma prima volevo farle un'altra domanda. Che cosa secondo lei accomuna e che cosa differenzia rispetto alla sua grande esperienza che ha avuto sia con il sito dei Sassi di Matera sia con quello del Parco Nazionale del Cilento? Ci sono degli aspetti comuni in base alla sua esperienza o qualcosa che davvero differenzia il nostro territorio da altri siti italiani? Beh, innanzitutto il cuore della candidatura sarà il paesaggio, quindi si accomuna questa candidatura a tutti i luoghi che hanno un aspetto paesaggistico, quindi non a monumenti, non a siti isolati e così via, ma a larghe situazioni paesaggistiche. Evidentemente questa candidatura quindi è comparata con altre che hanno nel paesaggio la loro caratteristica, e effettivamente il paesaggio vitivinicolo, che è quello più apparente. Quindi si può paragonare alla candidatura del Barolo, per esempio in Italia, che è stata già iscritta con successo, o a candidature francesi come quelle dello Champagne, in Portogallo c'è il Porto, ma comunque a tante altre candidature paesaggistiche. Ecco, rispetto a queste ci sono elementi di similarità, però ci sono elementi anche di eccezionalità. Gli elementi di eccezionalità per me, quelli che io ho riscontrato, grazie anche all'aiuto di coloro che qui mi hanno fatto da ciceroni sul posto, che conoscono il posto e che hanno promosso questa candidatura, alcuni qui sono presenti, c'è tutto un team che ha lavorato, l'architetto Saccon credo che è qui presente, Potiò, insomma c'è tutto un lavoro che è stato fatto insieme. Ecco, questa candidatura è chiaramente identificabile come unità paesaggistica. Siamo nella grande ansa del Piave. Siamo all'apice dell'Adriatico, abbiamo Venezia e poi abbiamo le Alpi, le Dolomiti. Ecco, fra le Alpi e il mare c'è questa grande ansa di un fiume
che racchiude un luogo dalle caratteristiche particolari. Queste colline a corde, no? Queste colline di cui abbiamo visto le immagini, le rive, queste pendici di colline, che nel tempo sono state utilizzate dai contadini in vario modo, sono state utilizzate per le loro vocazioni, quindi quelle più soleggiate sono state utilizzate per alcune coltivazioni, quelle meno sono state utilizzate per boschi. Ecco, tutto questo ha creato un paesaggio a mosaico, ha creato un paesaggio particolare, che ha anche questa grande particolarità oggi, che dove dei centri storici sono organizzati, le viti arrivano fin dentro il paese. E quindi non c'è spazio per capannoni, per speculazioni edilizie, perché la vita è più importante, perché la vita dà più valore di una speculazione o un capannone. Ecco, questo per me è stato un elemento straordinario anche vedendo questi luoghi di conoscenza, perché effettivamente è una risposta ad un problema che abbiamo in tante situazioni. Ecco, è proprio questo aspetto legato al mondo agricolo, al mondo vitivinicolo, è interessante sviluppare e avrei il piacere, ecco, di coinvolgere in questo momento il presidente appunto del consorzio di tutela, Innocente Nardi. Presidente, abbiamo detto sicuramente questa caratteristica vitivinicola del territorio è un po' il perno di questa candidatura. Come consorzio credo che sposerete sicuramente questa considerazione. Beh, io credo che la candidatura nasce sostanzialmente dal confronto che si è avuto nel 2008 all'interno del consorzio. Voi sapete che il consorzio annualmente, il consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene annualmente organizza una manifestazione che si chiama Vino in Villa, che vuole essere un momento di confronto tra produttori e giornalisti e consumatori, e nel 2008 confrontandoci con altre realtà viticole europee, proprio questi rappresentanti delle altre realtà viticole ci suggerivano di ragionare su una azione di valorizzazione importante del nostro territorio. Questo perché? Perché le persone che vengono nel nostro territorio rimangono comunque stupite della bellezza del nostro paesaggio. È un paesaggio, il professor Laureano l'ha spiegato molto bene, che si caratterizza fondamentalmente per la coltivazione dell'uva Prosecco. Infatti tutti nel bene o nel male ci chiamano colline del Prosecco, e credo che sia estremamente importante creare i presupposti per valorizzare il lavoro di 3.000 famiglie. Sapete benissimo che in questa zona ci sono 3.000 viticoltori, l'attività di tutela ambientale e di valenza economica comunque importante. Credo che attorno a questo ragionamento si sia creato un percorso di coinvolgimento. Infatti come consorzio la nostra volontà è quella di includere, non certo di escludere su questo percorso, tant'è che dal 2008 siamo arrivati al 2010 con la presentazione di quella che poteva essere la richiesta di inserimento tra i luoghi, come dire, candidati a iniziare un percorso di riconoscimento. Quindi nel 2010 la zona del Conegliano Valdobbiadene, il paesaggio del Conegliano Valdobbiadene è entrato nella tentative list UNESCO. Da lì sostanzialmente si è cercato di lavorare con le istituzioni presenti nel territorio, con i soggetti che sono portatori di interessi collettivi, proprio per ragionare su quella che può essere una candidatura. Nel 2012, inizio 2013, abbiamo costituito una società di scopo, una ATS, con l'obiettivo proprio di candidare questa zona a patrimonio UNESCO. Abbiamo coinvolto la provincia di Treviso, la Camera di Commercio, i comuni, le amministrazioni comunali, proprio con la volontà di creare questo confronto costruttivo che vada nella direzione di valorizzare questo territorio. D'altronde chi ha un po' di anni, credo che negli anni soprattutto 80, 70 e 80 c'era la necessità di dare occupazione a questo territorio. Non era così semplice, le zone
che sono nate zone industriali nella bassa del quartiere del Piave avevano questo scopo. La coltivazione della vite è stata una ricchezza per la zona collinare e quindi credo che questo sia un aspetto indubbiamente importante da evidenziare. Attualmente noi stiamo lavorando con il comitato scientifico coordinato dal professor Laureano e in loco coordinato dall'architetto Sacon affinché si redigano 2 dossier fondamentali, che è il dossier di candidatura e il dossier di gestione del territorio. Lo scopo di questa candidatura da parte nostra è quella di dare valore a quello che dicevo che è il nostro territorio. Noi facciamo una considerazione di questo tipo in termini di settore produttivo. Il Conegliano Valdobbiadene rappresenta il 20% del prosecco che si produce ormai nel nord-est Italia. Voi sapete che nel 2009 c'è stato un riordino del mondo prosecco, il prosecco si produce in 9 province, siamo arrivati a 450 milioni di bottiglie vendute nel mondo sotto la dicitura prosecco, solo il 20% viene prodotto nella zona originale, nella zona storica. Credo che lavorare e produrre in collina non abbia niente a che vedere in termini anche economici con lavorare e produrre in pianura. Se noi vogliamo mantenere questo paesaggio, quindi mantenere le persone che lavorano, e vi assicuro, perché lo faccio quasi quotidianamente, con dura fatica in collina, dobbiamo creare valore nel nostro territorio, nell'immaginario dei consumatori. Devono capire quali sono le differenze tra il prosecco superiore della zona storica e il prosecco DOC della zona di pianura, che hanno compiti completamente diversi. Prosecco DOC ha il compito di diffondere l'immagine come dire, quantitativa del prosecco, noi abbiamo il compito di diffondere la qualità, la storicità, l'unicità, l'aspetto sartoriale, l'aspetto manuale, quello che rappresenta il nostro territorio e la nostra cultura. Sotto questo aspetto io credo che la candidatura del prosecco, delle colline del prosecco, abbia soprattutto un obiettivo culturale: creare valore nel nostro territorio in termini culturali, in termini di ospitalità, in termini di gestione del nostro territorio. Credo che non serva la medaglietta o il bollino, a noi non serve la medaglietta o il bollino del riconoscimento UNESCO. Noi abbiamo lo scopo proprio di diffondere in senso, come dire, ampio, ecco il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, ecco delle istituzioni, provincia e via dicendo, proprio perché dobbiamo creare questo lavoro importante. È logico che altro obiettivo è quello di consegnare alle generazioni future, ai nostri figli e ai nostri nipoti, un territorio che sia bello come l'abbiamo ricevuto in mano. Non è semplice, sicuramente sono convinto che qualcuno potrà eccepire alcune cose, però dobbiamo guardare avanti. Grazie, grazie allora al Presidente, facciamo anche un applauso così animiamo un po' questa serata. Grazie al Presidente Innocente Nardi. Allora, riassumendo, sicuramente candidatura vuol dire riflettori puntati su un territorio, se non vado errato, professor Laureano. Sicuramente vuol dire anche valorizzazione di un territorio, come suggeriva e sottolineava il Presidente Nardi, e vuol dire anche non fermarsi alle iniziative che sul territorio possono portare ancora più visibilità e ancora più lustro, se così vogliamo. E allora abbiamo pensato questa sera, grazie anche al coinvolgimento di questi 2 comuni che sono un po' i punti di riferimento, no, della nostra area, Conegliano e Valdobbiadene, di mettere questa piccola parentesi relativa alla candidatura d'area dei comuni compresi nella terra del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene a Città Europea del Vino 2016. Allora avremo il piacere di parlarne con una battuta velocissima insieme al sindaco di Conegliano, Floriano Zambon, che invito a raggiungersi sul palco perché poi per motivi
istituzionali dovrà lasciarci, e poi con un'altra battuta insieme al sindaco Luciano Fregonese di Valdobbiadene. Buonasera sindaco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, dicevamo, questa candidatura a Città Europea 2016 si sviluppa un po' su due piani: l'aspetto più diciamo legato al mondo vitivinicolo, agricolo e dell'uomo che lavora le nostre colline, che magari insieme al sindaco Fregonese proveremo a sviluppare, e anche però al forte impatto culturale che le nostre terre, le nostre città, i nostri paesi vivono e possiedono. Beh, ecco, credo che la candidatura a Città Europea per il 2016 sia nata proprio dalla consapevolezza del patrimonio di cui disponiamo, o dalla presa di coscienza del patrimonio di cui disponiamo, sia dal punto di vista dell'animazione del territorio, sia dal punto di vista del territorio stesso. E assieme al coordinatore regionale Benedetto De Pizzo, che era qua in giro, che salutiamo anche con un applauso, grazie per la presenza. Abbiamo pensato delle città del vino. Abbiamo pensato di fare anche un po' da bilanciamento ad un percorso che si sta facendo in Europa in questi anni. Abbiamo avuto blasonate località che sono state riconosciute città europea del vino e dell'enoturismo. Penso a Marsala, penso ai portoghesi, penso a Jerez della Frontera 2 anni fa, ai portoghesi nuovamente quest'anno, e credo che il nostro territorio abbia tutte le carte in regola per potersi candidare. Allora, recuperando un po' il ragionamento del professor Laureano, ripreso anche dal presidente Nardi, in effetti anche l'iniziativa dell'UNESCO, al di là di farci prendere coscienza, ci dà delle grandi opportunità. Proprio ieri avevamo la giunta delle città del vino a Siena, ne fa parte anche il vice sindaco assessore del comune di Asti, e riflettavamo sull'impatto che ha avuto il riconoscimento delle zone del Barolo per il territorio, ed è stato straordinario non soltanto in termini di numeri per quanto concerne il turismo, ma anche di sensibilizzazione delle persone, degli abitanti, di coloro che sono stati e sono i protagonisti della vita quotidiana delle aree. La nostra iniziativa con il sindaco Luciano Fregonese e con il Vittorio Veneto e con gli altri 15 comuni della zona, perché vanno ricordati, questa volta anche qui abbiamo voluto essere un po' singolari, in quanto normalmente la città europea è una. Noi abbiamo detto il nostro territorio è uno, e mettiamoci insieme, e abbiamo sviluppato questa proposta che mi pare sia una proposta che ha le carte in regola, oltre che le opportunità di essere effettivamente accolta. Ma ci siamo resi conto nel costruire il dossier, no, Benedetto, di che mole di azioni, di attività che vengono svolte su questo territorio, che movimentazione già oggi producono dal punto di vista della visita a questo territorio, ai numeri di visitatori che vengono animati dalle attività che si svolgono. Qui c'è Federico Capraro e lui mi dirà, però l'obiettivo qual è? È quello di trasformare i visitatori in turisti, quello di fare in modo che chi viene per una manifestazione, per una iniziativa, sia essa culturale, enogastronomica o quant'altro, non si fermi soltanto la giornata. Vi faccio un esempio: il Cima Grappa ogni anno richiama 450.000 visitatori, solo 10.000 di questi possiamo classificarli turisti, cioè solo 10.000 dei 450.000 che vanno in Cima Grappa dormono almeno una sera sul territorio, normalmente alle pendici del Grappa. Ecco, credo che la nostra iniziativa ha lo scopo di fare in modo che a quelli che già ci sono, e fortunatamente i dati ci confortano da questo punto di vista, perché gli ultimi anni sono stati un trend costante di crescita per quest'area, anche perché le disponibilità e le offerte dal punto di vista dell'accoglienza sono mutate, sono migliorate, si sono diversificate, non abbiamo soltanto più una modalità
di proposta. Lo stesso operatore del turismo si è trasformato, il turismo d'affari appartiene ormai un po' alla storia di questo territorio, rimane anche uno zoccoletto, ma non è più il core business degli alberghi. Penso che Federico su questo tu mi possa confortare, e quindi da questo punto di vista sicuramente un percorso è già stato fatto. La nostra iniziativa vuole aggiungere qualche cosa a questo percorso e vuole essere, spero, proprio la vigilia della dichiarazione di questo luogo, perché se lo merita, area di interesse per quanto riguarda l'umanità. I risultati e comunque gli effetti positivi li riscontrano coloro che hanno avuto il riconoscimento. Allora, grazie davvero al sindaco di Conegliano, Floriano Zambon, grazie e buona serata. Grazie per essere stato in nostra compagnia, e quindi insomma abbiamo capito che la vocazione internazionale è comunque forte, quella della nostra area. Avremo poi il piacere anche di condividere questo concetto con il dottor Minuto Rizzo, che di internazionalità se ne intende e potrà sicuramente darci dei suggerimenti molto importanti. Ma prima, per chiudere questa parentesi sulla candidatura a Città Europea del Vino, vorremmo sentire anche un parere, una considerazione da parte del sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Sì, grazie. Beh, ho poco da aggiungere rispetto a quanto già detto da Floriano Zambon, che tengo anche a ricordare che è neo eletto presidente nazionale di Città del Vino. Questo anche è testimonianza del lavoro di squadra che è stato fatto. Anzi, ringrazio anche Benedetto De Pizzol per tutto il lavoro che ha fatto e continua a fare all'interno di Città del Vino. Riconoscimento proprio per il lavoro di squadra che i nostri 15 comuni da qualche tempo stanno facendo. Poco da aggiungere, ma due numeri che non sono stati detti ma sono significativi. In questo dossier per la candidatura a Città Europea del Vino, fatto nel periodo estivo anche in fretta ma con risultati sicuramente interessanti, sono più di 130 gli eventi che vengono fatti già nel territorio. Non aggiungiamo niente, pochissimo aggiungiamo a questa candidatura che vedrà la prossima settimana a Bruxelles l'assegnazione. Speriamo insomma che sia positiva, ma comunque più di 130 eventi tra manifestazioni enogastronomiche, culturali, turistiche, sportive, attività con le scuole, con Cerletti, con gli istituti enologici, più di 5 milioni, circa 5 milioni e mezzo, gli investimenti che vengono già fatti sul territorio per la realizzazione ogni anno di questi eventi. Soldi per lo più dati da sponsor locali, da piccoli contributi delle amministrazioni, ma soprattutto attività svolte in gran parte dal volontariato che negli anni ha saputo dimostrare la propria capacità e diventare un volontariato di eccellenza, anche questo, promuovendo eventi sempre più a carattere non solo locale, non solo provinciale e regionale, ma di alto livello. Sono numeri importanti che è doveroso che queste nostre amministrazioni sostengano e cerchino di promuoverle ad un livello più alto, perché questa è la vera sfida che vale per la candidatura Città Europea del Vino, ma credo che possa valere anche per la candidatura Patrimonio e Umanità. Nel prodotto della DOCG, nel Prosecco Superiore, chi negli anni ha lavorato per raggiungere la qualità del prodotto ha saputo dimostrare la propria capacità e analogamente nella promozione del territorio, degli eventi, c'è stata una crescita di qualità. Sta a noi adesso saperla promuovere all'estero, promuovere in Europa, promuovere nel mondo. Questo non è assolutamente facile, per questo ci dobbiamo necessariamente appoggiare anche a consulenti che sanno fare questo tipo di attività, però questa è la vera sfida. Non possiamo continuare a rimanere così come fino a qualche anno fa ciascun amministratore rimaneva
chiuso all'interno dei confini del proprio comune, se non addirittura delle proprie frazioni, con senso di gelosia per custodire quello che il suo comune aveva di bello. È stato questo superato mettendo assieme i 15 comuni, riconoscendo nelle bellezze dei comuni limitrofi un valore aggiunto anche per il proprio comune, perché l'abbiamo visto prima nel video, è un continuo, no, di paesaggio vitivinicolo, ma anche di borghi affascinanti, di natura a 360 gradi, e conoscendo quello che ha di buono, di importante il comune limitrofo, sicuramente c'è una crescita anche per il proprio comune, e questo noi dobbiamo saperlo comunicare all'estero. Non possiamo comunicarlo se innanzitutto non ne siamo convinti noi, e per fare questo è necessaria una riflessione, cosa che la candidatura ci ha permesso di fare. Grazie allora anche al sindaco Luciano Fregonese. Recupero il microfono, dopo in caso lo passiamo a chi manca qui tra gli ospiti. Allora, adesso primo ragionamento introduttivo alla serata entra in una seconda fase, ovvero in una fase dedicata ad alcuni stimoli che i nostri ospiti da questa parte del palco proporranno agli altri ospiti presenti, e in particolare insomma si interfacceranno con il professor Laureano e anche con il presidente Nardi, che poi potranno a loro volta un attimo commentare o comunque sviluppare il concetto che i nostri ospiti andranno a proporre. E allora comincerei, è stato citato prima dal sindaco Zambon, proprio dal presidente di Federalberghi Treviso, Federico Capraro. Secondo lei quali sono gli stimoli che questa candidatura e che questa eventuale nomina a Patrimonio dell'Umanità UNESCO possono ritornare sul territorio in termini di accoglienza, di ricettività, insomma quanto questa candidatura può servire all'accoglienza e alla ricettività del territorio? Mi richiamo molto a quanto ha detto il Presidente Nardi. Gli stimoli li riconduco a 4 ragionamenti, 4 considerazioni che possiamo fare, 4 temi che possono essere declinati tanto sull'offerta ricettiva quanto sul ragionamento sulla destinazione turistica. Facendo una premessa, chiamatela come volete o come la chiamano i turisti, strada del Prosecco, le colline del Prosecco, le terre del Prosecco, la DOCG, come volete, oggi stiamo parlando di un territorio che è una destinazione turistica, cosa che non era 20 anni fa, cosa che non era 10 anni fa. È una destinazione turistica, questa terra del Prosecco di OCG, e è oggi un'opportunità non tanto in funzione della candidatura, del riconoscimento, meno del riconoscimento, ma della riflessione dei processi che attiva, come è stato detto. Per quanto riguarda le strutture ricettive, nel momento in cui questo momento di riflessione porta a mutare il prodotto turistico nostro in prodotto turistico esperienziale, e quindi pensare ad una destinazione in cui si trasmettono emozioni, esperienze, conoscenze, valori, tradizioni, è il momento in cui oggi noi abbiamo e creiamo un appeal, un interesse per chi già ci conosce a tornare e per chi non ci conosce a venirci a scoprire. Il tema dell'opportunità è un tema che mi richiama un altro tema, che è quello della coerenza, e dal video si evince se questo è un territorio di borghi, di ville, di castelli, di scorci, di abbazie, di chiese, di centri storici, di aiutatemi, locande, di osterie, trattorie, ristoranti e piccoli alberghi. Ecco, questo è un territorio di nicchia. Un territorio di nicchia si propone con un'offerta di nicchia,
per un mercato di nicchia. Questa è la coerenza della strategia, che non vuol dire di nicchia inteso come dimensioni, come piccolo, ma come ricercato. E quindi, e richiamo un ragionamento fatto dal Presidente sulla qualità, dove i numeri della quantità diventano numeri della qualità. Questo perché nello sviluppo, e è il terzo tema, in riferimento alle strutture ricettive, indipendentemente dall'esito di questo percorso, la riflessione va fatta non tanto e richiamo un vecchio slogan, nel proporre nuove strutture, ma strutture nuove, cioè strutture con nuovi servizi, riqualificando e riposizionando le strutture esistenti con i servizi che oggi il turista richiede. Penso ai centri benessere, penso alle spa, penso alle piscine, penso alle sale degustazioni, alle suite, ai living, agli spazi che questo tipo di turismo leisure richiede rispetto al turismo al quale noi eravamo abituati, che era un turismo business di natura completamente diversa. Quindi c'è bisogno di una sorta di aggiornamento in quello che è il servizio proposto. Di cambio di modello, di riqualificazione, di riposizionare un percorso che si fa nella produzione. Questo per arrivare a un tema che porta la ricettività necessariamente a doversi trasformare in ospitalità, o meglio, la struttura deve fare questo passaggio per uscire dallo schema della vendita di una camera d'albergo, per entrare nello schema della vendita di ciò che sta fuori della camera di un albergo, che è ciò che dà valore a quello che è dentro, cioè la vendita del territorio. Oggi non si vende una camera d'albergo, dico albergo per dire locanda, per dire qualsiasi altra cosa, ma si vende un'emozione, si vende un soggiorno, si vende un'esperienza che non può nascere e finire all'interno di una struttura, ma che si compone di tutta una serie di altri prodotti che nascono necessariamente dall'esperienza enogastronomica, dall'esperienza culturale, dall'esperienza del vivere in un contesto di natura, di paesaggio, eccetera. Per cui un prodotto che si deve comporre necessariamente di altri prodotti e quindi il cambiare un modello che si deve arricchire necessariamente di prodotti che nascono da altri settori e che creano un sistema mutualistico, per cui un prodotto aiuta l'altro a valorizzare, a richiamare, a creare volano per un'economia sull'altra, un sistema molto più concatenato che richiede necessariamente un abbattimento di steccati, di confini, ma anche di settori produttivi e che porti a valorizzare tutto ciò che c'è in chiave, ripeto, esperienziale. Chiudo su un ragionamento che si potrebbe approfondire sulla destinazione turistica. Ragioniamo nei termini tali per cui nel momento in cui noi siamo in grado di dare valore a ciò che al nostro cliente dà valore, che è il tempo e il denaro, e trasformiamo questa ricchezza che lui investe sul nostro territorio, facendola tornare in termini di conoscenze, di esperienze, di emozioni che vive, ecco, in quel momento, nel momento in cui noi riusciamo a realizzare questo scambio, è il momento in cui con numeri adeguati, coerenti con ciò che le nostre strade, le nostre strutture, i nostri ambiti possono contenere, riusciamo a crescere in termini qualitativi, in termini di ricchezza. Far crescere, ripeto, su un target mirato per ogni struttura. Questo vale per il 2 stelle, per il 5 stelle, per la locanda, per qualsiasi tipo di ambito. Ecco, in questo senso, nel momento in cui noi riusciamo a creare questo scambio tra le due ricchezze, ciò che chiediamo e ciò che diamo, noi riusciamo a intraprendere il percorso che questa riflessione, secondo me, ha finalmente portato anche all'attenzione di noi operatori
del settore turistico e della ricettività. Grazie allora anche a Federico Capraro. Io recupero il microfono per passare invece a Daniela Castiglione. Buonasera anche a lei che è una rappresentante di questo coordinamento di associazioni che lavorano, si impegnano nel monitoraggio, no? Un po' di quello che è la tutela dell'ambiente, vista forse però in questo caso, in questa sede, non tanto come una critica a quello che è un sistema generale della produzione vitivinicola, ma piuttosto come uno stimolo al miglioramento e all'evoluzione, no, di questo sistema. Prego. Sì, grazie. Buonasera. Trovo molto interessante l'intervento del signor Capraro, perché per un certo verso toccherà anche poi la nostra argomentazione. Allora, io questa sera leggerò una parte, diciamo, dei punti che vorrei esporvi per correttezza verso tutte le associazioni che rappresento questa sera. Come già ha detto il signor Renosto, appunto il Comitato Fare Rete, che questa sera viene presentato pubblicamente per la prima volta, comprende, e penso per la prima volta proprio a livello molto eccezionale su questo territorio, quasi una ventina di associazioni, tra associazioni ambientaliste, associazioni culturali, comitati di cittadini, e anche cittadini non riuniti in comitati, ecco. Per cui includiamo WWF, Lega Ambiente del Vittoriese, Lega Ambiente Sernaglia, cittadini attivi del quartiere del Piave, Associazione Libera contro le mafie, l'Associazione Democrazia, Comitato Ambiente e Salute del Vittoriese, Comitato Colli Puri e la Proloco di Pieve di Soligo. Collaboriamo attivamente anche con il comune di Pieve di Soligo. Ecco, a me questa sera, a noi anzi, tocca fare un po', momentaneamente, il ruolo dei guassafeste. Guardando il meraviglioso video che è passato all'inizio della serata, mi è venuta in mente una metafora. Io lavoro nell'ambito del benessere olistico. Nella medicina tradizionale cinese, quando vogliamo sapere se un paziente è in buona salute, si dice che si ascolta attentamente il suo polso. Se noi dovessimo ascoltare attentamente il polso del nostro territorio, in realtà vedremo che il nostro paziente, cioè il nostro territorio, gode solo apparentemente di brillante salute, ma in realtà è un territorio ammalato, è un territorio molto fragile, è in una fase estremamente delicata del suo sviluppo, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Negli ultimi anni la cittadinanza che qui noi rappresentiamo, perché appunto, come diceva il giornalista, noi siamo a monitoraggio della candidatura, siamo stati convocati espressamente dal signor Laureano per essere un ponte tra la cittadinanza, le istanze della cittadinanza e gli organi istituzionali che fanno parte dell'ATS, quindi consorzi, amministrazioni, regione, fino a arrivare al Ministero. Ecco, noi siamo letteralmente un ponte, quindi non facciamo parte dell'associazione temporanea di scopo, ma colloquiamo con l'associazione temporanea di scopo nell'ambito della candidatura. Nostro compito è di monitorare, portare le istanze della cittadinanza e soprattutto in questo tempo che verrà proporremo varie iniziative, di cui una sarà prossimamente il 19 novembre con varie tematiche. Allora, negli ultimi anni la cittadinanza è diventata sempre più informata e insofferente riguardo ad alcune modalità strettamente agricole, che sono insomma state anche citate prima, che non vengono di fatto eseguite a norma di legge e di cui si fa un ingente abuso in deroga alle leggi nazionali ed europee di tutela ambientale. Sto parlando in particolare del PAN, cioè è una legge a livello europeo, il piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che pensate è entrato in vigore già dal gennaio del 2014 e pensate ancora di più, un plauso a noi stessi, il Veneto, se non sbaglio,
è stata la seconda regione a recepirlo, quindi appoggiandolo in toto, e vi assicuro che è un documento estremamente importante e completo, e ve lo consiglio di leggere, si trova scaricandolo su internet. Tuttavia il Veneto è in deroga su moltissime leggi che vengono appunto formulate nel PAN. E sto altresì parlando anche del famoso e famigerato regolamento di polizia rurale, tanto rimaneggiato e tanto cambiato quanto disatteso costantemente qui nei nostri comuni. In queste leggi in particolare si prevede una severa, anzi severissima, regolamentazione riguardo proprio all'uso dei fitosanitari sia in ambito agricolo che in ambito urbano, questo al fine di tutelare la popolazione del territorio, soprattutto in base al principio della precauzione. Sapete che gran parte dei fitosanitari usati anche qui sul territorio sono stati dichiarati a livello mondiale probabilmente cancerogeni. Questo probabilmente non deve come dire, essere preso come una scusante per dire allora forse non lo sono. Probabilmente significa questo: siamo ad un passo da che la statistica su casi conclamati umani e quindi non solo animali dica sì, è 100% cancerogeno. Questo è il probabilmente, perché spesso viene usata impropriamente questa dicitura. Allora, i cittadini chiedono urgentemente di regolamentare le tecniche agricole così come sono praticate oggi in base a queste leggi applicate nel resto di Europa. E soprattutto, e questo è un argomento che aggancia molto e si pone in buonissima fede di colloquio verso le amministrazioni e i tecnici del settore, chiedono di avere un'innovazione dell'agricoltura e della viticoltura in particolare, da un lato su un esempio di un'agricoltura biologica, biodinamica e che rispetti la biodiversità e la morfologia del territorio, e anche e soprattutto, mi riferisco poi ai tecnici che ci sono anche qua in sala, dalla riscoperta finalmente di quelle tipologie di viti resistenti, quindi che sono anche maggiormente resistenti alle malattie, possono avere minori trattamenti, e questo è un argomento molto tecnico di cui non posso trattare. Allora, solo questo approccio per noi farà delle nostre colline, queste meravigliose che abbiamo visto, un territorio realmente usufruibile dalla popolazione, e non solo dalla popolazione, ma anche da un vantaggio turistico, appunto, ed economico, che, come diceva anche il signor Laureano, si riverserà letteralmente, perché io sono stata a Matera prima e dopo la candidatura, vi assicuro, è un'invasione, nel bene e nel male, un'invasione turistica. Quindi noi qui avremo un'invasione turistica dovessimo diventare candidatura. Ecco, prepariamoci a questa eventualità. Allora, se diventassimo patrimonio dell'umanità, vorrei chiedervi gentilmente di soffermarci su quest'ultimo termine, patrimonio dell'umanità, e sulla valenza e la portata di queste parole. E vorrei chiedervi, in onestà estrema, se allo stato attuale noi possiamo definire un territorio così bello come quello che abbiamo visto, come il nostro, realmente un patrimonio da condividere nella nostra umanità e con il resto dell'umanità. La risposta allo stato attuale dei fatti è no. Non stiamo consegnando al futuro una terra in salute e neanche una terra rispettata. Di certo, per nascondere il paziente malato non basterà dire ai turisti che sarà loro vietato il transito nelle aree più belle delle nostre colline da aprile a settembre. E mi riferisco alla cartellonistica che c'è presso il monumento dei caduti della chiesa di San Floriano, in cui in neretto, in grassetto, c'è scritto: oimè, qua si può camminare, è meraviglioso, ma non lo si può fare, è sconsigliato vivamente, da aprile a settembre. Vi invito ad andare a visionare la cartellonistica. Immaginatevi, c'è scritto in italiano e anche in inglese. Immaginate un turista che vede questa cosa può pensare? Di certo non basterà
accontentarsi o giustificarsi per un territorio come il nostro, che negli ultimi anni frana, dilava, dopo essere stato vittima di continui ed ingenti sbancamenti e disboscamenti fatti con metodi meccanici che non hanno purtroppo, ohimè, niente a che vedere con quella meravigliosa poeticità di quel contadino anziano che legava le viti coi vinchi. È meraviglioso vedere gli anziani fare ancora queste cose o utilizzare i metodi tradizionali. Purtroppo non siamo in questa poeticità, siamo in un'industrializzazione agricola e di questo dobbiamo darne atto. Un territorio a cui batte male il polso non è in salute e non è degnamente presentabile davanti ad una candidatura per il resto dell'umanità. Questa sera siamo qui perché i tempi sono cambiati. La stessa nascita di Fare Rete, che è un evento eccezionale perché coordina più di 20 associazioni che non si erano quasi parlati tra di loro fino ad oggi, ed anche la disponibilità dataci dagli amministratori, dagli organizzatori di questo evento, di poter noi esprimere con tutti voi le posizioni e le richieste dei cittadini, è per noi un sintomo altamente positivo di collaborazione. Non è più il momento di fare muro contro muro, assolutamente, ma di domandarci invece tutti insieme quale patrimonio vogliamo consegnare al futuro e se veramente abbia un senso continuare a nascondere le problematiche sempre più pressanti e gravi che stanno danneggiando la salute dei nostri cittadini e del nostro territorio, o invece vogliamo, come diceva, cambiare modello, guardare avanti. Sto quasi per finire, spezzo una lancia a favore del comune di Pieve, di cui sono fiera di appartenere in questo momento, perché è stato il primo comune che coraggiosamente ha portato avanti delle ordinanze importantissime, il divieto dell'aereo, dell'aviocaffaro, il divieto delle bruciature e delle potature e del spargimento del disseccante a base di glifosato sul territorio urbano, speriamo presto anche su quello agricolo. E speriamo che altre amministrazioni seguano questo esempio. Ok, il futuro si prospetta quindi con un turismo ed una cittadinanza consapevoli, salvaguardati e sani. Quindi vorrei invitare, per chiudere, i tecnici, i viticoltori, gli enologi a rivalutare assolutamente ed a collaborare per l'importanza di progetti innovativi che siano prima di tutto al passo con la legislazione, che non potremo più assolutamente non tenerne conto, e sviluppando nuove prospettive, ad esempio i meravigliosi biodistretti che sull'esempio del Chianti, che è un'altra terra del vino, stanno portando dei frutti eccezionali, soprattutto dal punto di vista turistico. Trovo molto interessante quello che ha detto lui, il signore qui, perché l'esterno come l'interno è molto importante. È vero, un turista non può stare chiuso dentro una spa ed uscire fuori ed essere erorato dai pesticidi, no. Però un turista può essere molto invogliato ad amare il nostro territorio se uscendo gli si viene spiegata la vera tradizione del nostro territorio, il valore di quella poeticità. Se può respirare l'aria, se può camminare, se può andare in bicicletta sul nostro territorio, non se legge sui cartelloni qua non puoi camminare da aprile a settembre. Ecco, credo che tutti noi in un futuro non lontano saremo veramente orgogliosi di presentare al mondo una viticoltura più umana, più moderna e più rispettosa, degna di una regione come la nostra che ha sempre saputo rinnovarsi e soprattutto ha sempre saputo osare nuove vie, anticipando i tempi e seguendo anche gli esempi dei piccoli viticoltori che stanno facendo appunto una viticoltura biologica di nicchia, rispettosa della biodiversità. Ecco qua. Vi ringrazio dell'attenzione e vi invito alla nostra serata informativa del 19, dove si tratteranno gli aspetti più tecnici anche dell'uso dei fitosanitari. E ecco, basta. Grazie allora a Daniela Castiglione, coordinamento Fare Rete. Insomma,
Ci sono sicuramente dei punti critici su cui ancora bisogna riflettere, bisogna investigare, ma la cosa positiva, lo stimolo positivo è che, come diceva, non c'è un muro contro muro, ma un confronto attivo, aperto, per ragionare anche insieme, e la candidatura è proprio, come dire, un mezzo per farlo, e quindi c'è uno spiraglio positivo. Allora, per chiudere i nostri interventi, prima di chiudere con un commento insieme al professor Laureano e poi lasciare eventualmente un piccolo spazio alle domande del pubblico presente in sala, ho davvero il piacere di presentare e di sentire una considerazione da parte del dottor Alessandro Minuto Rizzo sugli stimoli, più che altro se ne parlava in apertura all'inizio, di questa vocazione internazionale del territorio e su che cosa questa candidatura, al di là dei confini italiani e quelli europei, ma non solo, una candidatura significa. Buonasera, io ho una caratteristica personale un po' particolare, cioè quella di essere un ambasciatore italiano e contemporaneamente di essere nato a 2 chilometri da qua, a Soligo, quindi ho una visione, se volete, un po', come dire, un po' particolare, di grande attaccamento a questo problema. Credo che, mettendomi dalla parte del pubblico, probabilmente ci sia un po' di confusione, perché gli input che avete ricevuto sono stati tutti molto interessanti, ma anche molteplici e su aspetti... È già microfonato, mi scusi, mi dicono dalla regia, quindi può parlare liberamente, prego. Vabbè. E su aspetti, speriamo funzioni meglio, e su aspetti un po' diversi. Quello che io vorrei dire, cercando di dire meno cose possibili, è che bisogna un po' riportare tutte queste cose a una realtà concreta. Allora, la realtà concreta innanzitutto è quella di questo negoziato, cioè il professor Laureano ha parlato delle bellezze e ha così un po', come dire, indirizzato verso questa convenzione dell'UNESCO a cui noi aspiriamo. Però dobbiamo tener conto del fatto che si tratta di un negoziato internazionale sostanzialmente, cioè voglio dire, non è che l'UNESCO dà una medaglia e ne dà, non so, in giro per il mondo un po' a tutti, chi di bronzo, chi d'argento, chi d'oro, no, voglio dire, c'è una competizione, ci sono dei comitati ad hoc composti da persone di nazionalità molto diverse, quindi dal Sud America, la Cina, il Nord America, cioè qui tutto il mondo, che decidono anno per anno se una candidatura è degna di essere accolta o meno. Questo è un processo molto difficile, quindi non bisogna, come dire, essere compiacenti, non bisogna pensare che così quanti turisti verranno, aspettiamo un attimo, cerchiamo di riuscire ad ottenere questo riconoscimento. Non è facile, ci sta lavorando Laureano con un'equipe di persone molto valide sia qui che fuori. Il risultato non è assicurato perché, come dire, queste cose sono molto poche, ci sono molto pochi riconoscimenti. Per dirne una, per esempio il Piemonte è riuscito ad avere il riconoscimento delle Langhe e ci ha messo, credo, 12 anni, perché la candidatura presentava aspetti che non tutti i paesi consideravano adeguati. Quindi non siamo noi che giudichiamo su noi stessi, ma sono degli esterni di tutti i paesi del mondo che giudicheranno noi. Quindi questo per dire che Laureano e i suoi hanno un bel da fare e è bene che continuino a lavorare molto forte su questo perché, come dire, il risultato non è assicurato e c'è una questione anche di tempistica. Noi cerchiamo di avere questa cosa nei prossimi 2 o 3 anni, non tra 20 anni, quindi questa è una cosa molto importante. Questa è una prima parte, tanto per concretizzare un momento, diciamo, questo problema di questa candidatura. Il secondo aspetto, come mi invita il moderatore a fare, è quello di vedere cosa rappresenta sul piano internazionale. Allora, se voi ancora una volta, come dire, vi astraete così da una realtà locale e vedeste il mondo da, non so, da una stazione spaziale, voi vedreste che nel mondo ci sono una serie di aree distribuite nei 5 continenti, poche per ogni paese, che hanno questo riconoscimento in base ad una convenzione precisa che è del 1972, se non ricordo male, dell'UNESCO, che riguarda appunto la cultura e il paesaggio, che poi viene interpretata in maniera diversa a seconda dei casi. Allora, riuscire, come dire, a fare parte di questo gruppo di eccellenze, voglio dire, che se voi guardate su internet e guardate il sito UNESCO, e chiunque di voi lo può fare, vedrà le cose molto belle, ma molto diverse tra di loro, sorprendente, voglio dire, dalla Birmania all'Uruguay, eccetera, eccetera, no? Allora, vuol dire essere quindi, usando un termine calcistico, giocare in Serie A.
anzi direi di più, giocare in testa alla classifica di Serie A. Ed è una bella responsabilità, quindi in fondo qualcuno ha fatto bene qui a dire, beh, insomma, siamo preparati a questo, insomma, cioè non è, come dire, una cosa così che arriva e che è facile raccogliere. Vuol dire giocare in Serie A e vuol dire essere messi a confronto con paesaggi che magari noi capiamo bene di qui, come lo Champagne e come la Borgogna, per esempio, che sono storicamente dei paesaggi importantissimi sul piano culturale. Quindi questo è. E poi naturalmente il grande vantaggio, se si riuscirà in tempi ragionevoli a fare questo, il grande vantaggio è che nella mia esperienza non è tanto un fatto di soldi che arrivano o non arrivano, ma è una specie di priorità morale che arriva, nel senso che se una zona ha questa caratteristica, normalmente la collettività internazionale e lo stesso Stato danno una priorità di tipo normativo, nel senso che diventa più stringente il problema del paesaggio, che diventa più stringente il problema dell'ambiente e tutte queste cose qui. Ma gli si dà anche, quindi da una parte un obbligo, ma anche delle facilitazioni, nel senso che se c'è una cosa che si può ottenere, chi sta dentro questa lista normalmente è il primo ad averla, o tra i primi, quindi questo è molto importante. Quindi io credo che questa sia, come dire, una sfida molto importante, che non è soltanto a livello, diciamo, di raggiungere, di avere la medaglia, ma anche dopo, perché poi, come diceva, mi sembra, Innocente Nardi, ci sarà anche un problema di gestione. È previsto dalla Convenzione che ci sia una gestione. Ancora non siamo arrivati a questo, ma ci si deve arrivare per forza. E quindi la gestione di questo territorio sarà una cosa di una grande delicatezza. Credo che alla fine, come dire, sia molto importante, e questo lo stiamo dicendo da un po' di tempo, che ci siano delle riunioni di questo genere, forse anche più frequentemente e magari anche più focalizzate su un aspetto o su un altro, perché in realtà, come dire, l'appoggio della popolazione locale è una delle principali condizioni, voglio dire, per avere successo, perché vuol dire che prepara le popolazioni locali, prepara i comuni a quello che sarà il dopo e quindi, come dire, a rendersi conto in maniera non astratta ma concreta che si tratta di avere praticamente una specie di statuto privilegiato di cui bisogna sapere approfittare. Grazie allora anche al dottor Minuto Rizzo per questo suo intervento. Brevemente, professor Laureano, abbiamo sentito questi 3 stimoli provenienti da 3 realtà diverse che comunque operano nel territorio da una parte e dall'altra hanno anche una forte identità internazionale, quindi possono dare degli stimoli diversi e importanti. Cosa le viene da dire sentendo un po' questi tre pareri? Sì, che sono tutti interventi importanti, che teniamo presente che stiamo candidando, tra l'altro, adesso non vorrei aggiungere preoccupazioni a quelle già sollevate dall'ambasciatore Minuto Rizzo, stiamo candidando un paesaggio e anche nell'UNESCO le candidature del paesaggio sono nuove, sono innovative, non c'è ancora. L'UNESCO porta avanti le candidature nello stesso tempo sviluppa la teoria del patrimonio, di come queste cose. Ecco, un paesaggio è qualcosa di produttivo, di evolutivo, che si trasforma continuamente. Quindi noi, affrontando e presentando questa candidatura, affronteremo tutte queste problematiche. Le cose che sono state dette qui, il Presidente Nardi diceva siamo il 20% di tutta la produzione del Prosecco, siamo nel luogo più difficile di produzione, abbiamo le colline scoscese, i luoghi difficili da coltivare, ce la faremo, riusciremo a rimanere a questo livello? Ecco, questo è un problema, però affrontare questa questione è un racconto che noi possiamo fare al mondo. Il turismo diceva, ma il turismo che abbiamo non è quello, il sistema di accoglienza che abbiamo non è quello che vorremmo, dobbiamo farlo, è una sfida. La rappresentante delle associazioni poneva i problemi della gestione di un'agricoltura che a volte è in conflitto con la presenza delle popolazioni per l'uso di farmaci e cose del genere. Ecco, tutto questo fa parte della sfida, trovare le soluzioni. Non oggi, ma il processo attraverso cui questi problemi ce li poniamo fanno parte proprio della candidatura e dell'offerta che noi facciamo al mondo del nostro luogo, un luogo dove si sperimentano e si studiano, si riflette su questi aspetti. Ecco, a me mi interessa già quello che noi diremo all'UNESCO anche dopo, se riusciamo a essere iscritti, perché l'UNESCO non vuole che il processo finisca con il fiore all'occhiello, ma vada avanti, che i luoghi del patrimonio poi diventano luoghi che spiegano al mondo cosa bisogna fare. Ora il Prosecco
Questi luoghi potrebbero spiegare al mondo come una situazione di arretratezza è diventata benessere, è diventata successo, ma poi come affronta i problemi di questo successo, come affronta i problemi che sono stati sollevati stasera. Certo, non sono d'accordo su dire no, allora non ci candidiamo. Penso che invece proprio per questo ci dobbiamo candidare. Quando noi vediamo il viticoltore lì che fa la vite con le mani, per me è importante il fatto che qui ci stiamo rappresentando in quel modo. Poi la realtà ha sempre più facce, ha sempre più aspetti, ma forse il modo con cui noi ci rappresentiamo è più importante della realtà stessa, perché il modo in cui ci rappresentiamo è la direzione in cui vogliamo andare, e questo è molto importante. La narrazione che noi faremo del Prosecco, l'identità che creeremo intorno a questa narrazione, la voglia che costruiremo che questa narrazione sia vincente, ecco, farà evolvere le cose in quella direzione. E questo è avere un'idea, avere una strategia, avere un progetto. Poi la realtà certamente ha mille sfaccettature, positive e negative, la Terra tutta è malata purtroppo, non siamo in una situazione nel pianeta in cui le cose vanno bene, l'agricoltura nel pianeta è malata, l'agricoltura sta sparendo, l'agricoltura come la vediamo in Italia non esiste più quasi nel pianeta, la Confagricoltura mi sembra che dice che anche in Italia il 40% sparirà nei prossimi anni. Ecco, questo tipo di agricoltura che qui ancora c'è, che io qui ancora vedo, è straordinaria da questo punto di vista. È un patrimonio da preservare, è fatta di piccoli appezzamenti, di piccoli proprietari. Certo ci sono dei problemi, lavoriamo insieme perché questi problemi siano affrontati, diciamo al mondo cosa vogliamo fare noi per risolvere questi problemi. Nella candidatura è previsto il piano di gestione è previsto proprio questo modello di iter che noi vogliamo percorrere. Ecco, il mio messaggio è questo. Queste cose che sono state dette sono tutte enormemente importanti, lavorare insieme per non nascondere nessuno dei problemi ma per porli sul tavolo e dire come intendiamo affrontarli, come vogliamo procedere nel benessere dei luoghi ma soprattutto della popolazione che i luoghi ha creato nel tempo e continuerà a rigenerare. Ecco, questo è quello che vogliamo fare con la candidatura del Prosecco. Grazie al professor Laureano. Presidente Nardi, una sfida, dicevamo, per raccontare, per narrare la terra del Prosecco superiore e le nostre colline. Il Consorzio ha un ruolo importante in questa narrazione. Beh, noi come dire, cerchiamo di dare un nostro contributo. Noi siamo convinti che chiaramente rappresentiamo 3.000 viticoltori che su questo territorio hanno sviluppato un interesse economico. Hanno sviluppato un interesse comunque di tutela ambientale. Credo che siamo anche altresì certi che non vogliamo rappresentare in toto la comunità complessiva. Ci sono altre realtà sulle quali vogliamo confrontarci. Io credo che il fatto di aver proposto questa candidatura si basa sulla convinzione di avere veramente un tesoro nel nostro territorio. D'altronde il Prosecco è nato su un territorio vocato, abbiamo la fortuna di essere nati anche noi su questo territorio, di creare, come dire, sviluppare la nostra attività in un territorio che ha un valore particolare. Questo territorio tra l'altro ha creato un fenomeno che si chiama Prosecco, che vi assicuro che nel mondo viene identificato con queste colline e tutti lo conoscono sotto l'aspetto enologico. Quindi siamo convinti di questa, come dire, di questo privilegio. Noi però siamo altrettanto certi che questo territorio debba essere condiviso con le altre comunità, il fatto che ci siano le amministrazioni comunali a rappresentare la cittadinanza, la quale appunto portano il loro contributo, i sindaci sono dentro, la provincia è dentro, la regione che in quest'ultimo periodo, grazie soprattutto al contributo diretto del Presidente Zaia, ci crede sul fatto di valorizzare il territorio stesso. Penso che siano valori indubbiamente importanti con la logica, ripeto, di includere, non di escludere. L'ho detto prima in premessa, ci possono essere delle storture, però noi abbiamo il compito di guardare avanti, di guardare alle generazioni future. Un territorio nostro, se lo guardiamo attraverso delle fotografie, non è quello di 5 anni fa, non è quello di 10 anni fa e non lo sarà neanche quello fra
20 anni. Dobbiamo governare, non possiamo far finta di niente e bloccarlo, lasciarlo lì, in termini, non bloccarlo in termini, come dire, negativi, ma in termini, come dire, positivi, migliorare, togliere se ci sono delle strutture, ci sono aspetti negativi, mettere del bello. Io credo che la nostra generazione debba darsi l'obiettivo di contribuire a qualificare il nostro territorio. Non possiamo togliere il contributo anche delle nostre generazioni. Grazie, grazie allora anche al Presidente Innocente Nardi. Per chiudere, prima di passare davvero un attimo anche il microfono direttamente a voi che siete rimasti qui nell'auditorium a partecipare a questa serata, dottor Minuto Rizzo, lei si sente di dare un consiglio ad ognuno di noi e anche al pubblico presente in sala, un consiglio magari concreto per continuare a credere e anche a sperare un pochino in questa candidatura? Beh sì, credo che ci vogliano due cose. La prima cosa è l'ambizione, perché se manca l'ambizione di raggiungere questi traguardi non si parte, bisogna avere l'ambizione e quindi forse c'è già, mi auguro di sì, ma comunque bisogna avere l'ambizione. E poi secondo bisogna, come dire, agire con una determinazione precisa. Cioè questo, come dire, il convegno di questa sera è solo l'inizio di una serie, ma ci sono tutta un numero di guidelines che devono essere date alla popolazione locale per capire verso che cosa stiamo andando. Perché noi adesso abbiamo parlato molto bene di questo territorio, però ricordiamoci anche che c'è una tradizione di emigrazione, di povertà, di problematicità storica, voglio dire, quindi è stato fatto un enorme percorso. Però adesso bisogna fare un altro pezzo di strada e ci si riesce, come dicevo prima, se uno guardasse appunto la Terra dalla stazione spaziale vedrebbe che a Valdobbiadene, a Conegliano, a Pieve di Soligo e non so, fra le 50 zone del mondo che hanno una protezione particolare. Secondo me è uno straordinario traguardo. Grazie, grazie allora anche al professor Minuto Rizzo. Bene, io passerei a questo punto il microfono a qualche intervento dal pubblico, qualche domanda. Non so se c'è qualcuno tra voi che, ecco, c'è un signore laggiù, vediamo se riesco a raggiungerlo, se c'è, chiediamo al nostro direttore di aiutarci. Ecco qua. Buonasera. Grazie della serata. Io sono Gianluigi Salvador, sono del direttivo di PAN Italia, Pesticide Action Network, e anche un membro fondatore del Movimento della Decrista Felice. Sono stato anche nel WWF regionale per molto tempo, infatti molte di queste tematiche assessori e sindaci le conoscono bene già dal 2000, quando si è cominciato a lottare appunto per i fuochi all'aperto. Fortunatamente questa strategia è stata, come si può dire, presa in considerazione, anche se oggi proprio l'assessore De Pizzol ha fatto un intervento sui giornali dicendo che sì, facciamo delle regolamentazioni che dovevano essere già fatte nel protocollo d'intesa un bel po' di anni fa, le facciamo adesso però con delle deroghe. Ecco, se cominciamo a mettere le deroghe il sistema fallisce automaticamente, anche perché le potature possono essere compostate in 1000 modi. Sono contento che sia stato anche tolto l'elicottero, quindi questi sono due elementi fondamentali per poter prendere in considerazione la candidatura all'UNESCO. Sono contento che finalmente ci siano le associazioni che si sono messe in rete, che dopo tanti anni di combattimenti solitari da parte del WWF sono stati portati avanti nella zona, e spero che queste associazioni abbiano delle idee chiare. Qualche idea è uscita questa sera nell'intervento di Daniela, parlando di biodistretto. Qui bisogna chiarirsi le idee, cosa vuol dire, bisogna parlare con l'AIAB e cominciare a fare un piano che noi proponiamo già da anni, non solo a livello del WWF, ma a livello anche di PAN, eccetera. Il problema è salvaguardare la salute e la biodiversità, di cui si è parlato molto poco questa sera, perché il problema vero è dei due valori che sono condizioni essenziali di sopravvivenza. Quindi, come diceva giustamente l'ambasciatore, il coinvolgimento della popolazione, che è abbastanza spaventata,
è fondamentale per questa candidatura, quindi bisogna cominciare a rassicurarla sotto il punto di vista della sicurezza sanitaria. Una sicurezza che non è tanto facile da pensare, perché dal 2013 al 2014 i pesticidi sono aumentati del 30%, quindi non è che andiamo verso una riduzione, che andiamo verso processi di produzione migliori, andiamo verso un utilizzo di queste protesi chimiche sempre di più, che sono state studiate a tavolino per uccidere la vita e sconosciute all'evoluzione. Quindi sono delle cose molto serie da prendere in considerazione per questa candidatura. Poi si deve cominciare a capire che la deriva non è controllabile, è un po' come i gas nervini che buttano nelle trincee, insomma, al vento e all'aria non si comanda. Quindi anche questa è una considerazione da fare. Usiamo dei fitofarmaci, usiamo dei fitosanitari, perché i fitofarmaci non si chiamano, si deve fare fitosanitari, o dei pesticidi, che siano a base, per esempio, di minerali, come il regolamento europeo dell'agricoltura biologica consiglia nelle sue specifiche. Ecco, e io quindi farei tante altre considerazioni, anche tecniche se vogliamo, però vorrei fare due domande specifiche al dottor Laureano sul discorso dell'UNESCO. Cioè, questa candidatura è stata costruita a tavolino, io ho coltivato la vite bianca ai piedi del Soligo, anche un po' in pianura, già 60 anni fa, perché io di età ho parecchi anni, va bene? Ecco, a Soligo, e facevamo un po' di bianco, non si faceva prosecco, si faceva bianco. Ma il problema della cultura del prosecco è che nel 1970 c'erano solo 1000 ettari qui, adesso siamo arrivati poco più di 1000 ettari, stando ai dati proprio ufficiali, e adesso abbiamo 7000 ettari, quindi è una cultura molto, come si può dire, nuova, che va in questo senso qui. Ma il problema è anche che è una monocultura, e le monoculture sono piuttosto devastanti, perché le vecchie culture contadine erano polifunzionali, quindi avevamo tutti i nostri cicli chiusi, eccetera. Questa è una cultura aperta, quindi che produce costi esterni fortissimi, perché bisogna anche stare attenti a questo discorso. Qui la sanità del Veneto è in mezzo fallimento, lo sapete bene, ha preso 1,5 miliardi di prestiti dallo Stato per poter pagare i fornitori qualche settimana fa. Cioè il discorso è molto serio, perché le malattie croniche stanno crescendo, quindi anche questo è un discorso da fare insieme per il discorso dell'UNESCO. E poi diciamo anche il nome Prosecco, anche il discorso dell'UNESCO è stato costruito a tavolino, però io ho letto un libro qui, il Prosecco, questo librettino qui che ho trovato, Prosecco, i nobili origini di un vino triestino. Bene, è il discorso della città di Prosecco, lo sapete bene, che è stato fatto dal governatore Zaia andando in pellegrinaggio in Friuli Venezia Giulia per fare quel popò di accordo del 2009 che ha dentro i protocolli vinicoli, e per fare 4 più 5, 9 province che producono Prosecco. Allora, un discorso serio è quello anche che ha fatto anche Daniele, cominciare a tirare fuori un discorso di biodistretto che comincia a valorizzare veramente, perché io sono di Pieve di Soligo, io amo la mia terra, e quindi questi li do tutti come consigli che vorrei che fossero portati avanti, anche perché è un po' che ci interessiamo di questa tematica, e qui mi rivolgo sempre al dottor Laureano, ecco, e cominciassimo a dire che identità vogliamo creare dentro queste colline, perché guardate che stando ai calcoli di vendita dell'uva, 180 quintali ettaro più 20% contro i 135 più 20% per ettaro nelle colline, ai prezzi correnti conviene produrre vino DOC, quindi le colline stanno morendo. Quindi, ecco, allora la fermo solo un secondo, perché i temi sono tanti che ha messo alla braccia. Ecco, chiudo dicendo: si deve costruire una strategia che faccia vivere queste meravigliose colline. Grazie. Grazie a lei. Allora, brevemente, professore, sul tema della monocultura cosa possiamo dire? Sì, dunque, intanto io vorrei dire, è un dibattito che certamente va portato avanti ed è molto interessante. Vorrei dire che intanto noi non candidiamo il Prosecco, noi candidiamo questo paesaggio, l'idea è candidare il paesaggio, che ha conosciuto nel corso del tempo un processo di evoluzione e trasformazione e che vede nel Prosecco un elemento adesso di successo economico.
Ora, certamente i biodistretti possono essere una direzione a cui questo paesaggio poi potrà andare. Io ho visitato qui delle fattorie biologiche che mi sembrano delle esperienze straordinarie. Le scuole enologiche che sono qui credo che stanno lavorando su questo terreno. Ecco, questo fa parte del dibattito che dovete portare avanti a voi e delle opzioni che devono essere fatte per indicare delle direzioni future sulla gestione di questo paesaggio. Lo stesso Presidente Nardi diceva il futuro di questo paesaggio non è che debba essere per forza sempre il prosecco o altre cose, è un paesaggio che si evolve. Noi candidiamo questo paesaggio con tutta la sua storia, con tutta la sua cultura, i suoi borghi, i grandi del Rinascimento che lo hanno affrescato, che lo hanno dipinto, che lo hanno raccontato, le persone. Quindi vogliamo condurre questo processo, rappresentare questo processo e certamente avere l'apporto di tutto questo dibattito che viene fatto anche in questa sala e che oggi incomincia e spero ci potrà portare più lontano. Grazie, ecco, non so se c'è qualche altro intervento da parte, ecco, c'è una signora qui. Prego. Ecco, io ho notato che c'è questo conflitto tra l'amore per il paesaggio, che sarebbe meglio non prostituirlo, e l'amore per la terra. Il paesaggio vive sulla terra. Se non si salva la terra, addio paesaggio. Quindi qui c'è un'assoluta mancanza di priorità. Bisognerebbe partire dalla terra e dopo tutto il più prostituire il paesaggio, se proprio la politica vuole anche guadagnarci sopra il paesaggio. Perché io di condizionamenti nella mia vita ne ho studiati moltissimi, di politici, di economici e di religiosi. Quindi qui dietro non si capisce bene il perché e da dove è nata questa, tra virgolette, macchinazione di questa proposta, perché io non mi sarei mai sognata come cittadina di propormi, come diceva la signora Daniela. Allora, i cittadini vogliono veramente questo o da chi è partita questa storia? Io vorrei proprio saperlo. A parte questo, ripeto, una cosa fondamentale, prima si salva la terra e dopo probabilmente si chiede al cittadino di svendere il paesaggio. Quindi questa storia assolutamente non mi convince. Grazie. Grazie a lei per questo suo intervento. Parlando di paesaggio, non so se qualcuno dei nostri relatori vuole commentare, ecco, questa impressione. Professor Laureano, c'è davvero una svendita del paesaggio oppure si cerca, da quello che abbiamo detto finora, di valorizzarlo? Ma qui è un po' complicato perché ci dovremmo entrare in tecnicismi, anche metterci d'accordo sulla terminologia, terra, paesaggio, ambiente, di che cosa un po' stiamo parlando, perché forse quando io uso un termine lo uso dentro una concezione di un certo tipo, forse la signora lo usava in un'altra, perché temo che sennò poi non ci capiamo. Vorrei dire sinceramente che quello che io vedo nel mondo è che i livelli di degrado della terra, chiamiamola così, del modo di gestione del nostro ambiente sono enormi, sono assolutamente enormi. Che in Italia abbiamo un modello, che non è solo questo, ma ce ne sono tantissimi altri, straordinario di gestione ancora, che regge difficilmente. Pensate a come reggono con difficoltà le colture dell'olivo, sui campi terrazzati, sui paesaggi terrazzati, col valore bassissimo che viene dato all'olio puro, fatto bene, assolutamente invendibile se si dovesse chiedere sul mercato il valore di una produzione fatta in quel modo e così via. Pensate invece a quello che sta succedendo in Africa con i contadini poveri che sono costretti ad abbandonare la terra perché gliela comprano e che inseriscono agricoltura industriale. Quella è veramente monocultura, quando la palma sostituisce la foresta pluviale e poi appunto ci vendono a noi le patatine fritte fatte con l'olio di palma e così via, e poi i contadini non producono più i prodotti che sono il loro alimento, il loro cibo, perché c'è un prodotto che viene fatto per il mercato internazionale. Ecco, quella è monocultura. Ecco, se io guardo questi fenomeni e poi vengo qui nel Prosecco, sinceramente non mi sento di dire che la terra qui sta morendo. Certamente ci saranno dei problemi, sono stati detti, è giusto, vanno affrontati, però non mi sento dire che in Italia la terra sta morendo, che in queste colline la terra sta morendo. Io sto venendo nel mondo che sta sparendo un modo di produzione che è quello che ha permesso l'esistenza di paesaggi straordinari. Intendo per paesaggio quell'insieme di comportamenti che producono l'ambiente che noi vediamo.
intendo per paesaggio l'azione combinata dell'uomo e della natura. Non intendo per paesaggio il panorama, non intendo per paesaggio la bellezza, il drone che circola le cose, intendo per paesaggio quel lavoro costante delle persone che hanno promosso i loro luoghi, che li hanno raccontati, che li hanno narrati, che a volte sono morti per i loro luoghi e che li hanno fatti grandi, come ha fatto Cimade Conegliano, come hanno fatto Tiziano e così via, presentando la luce, il colore, le montagne, le acque di questi luoghi. Ecco, intendo per paesaggio l'amore che la gente porta per i propri luoghi. E quando c'è amore c'è anche capacità di lottare perché degli errori, degli sbagli che sono fatti vengano corretti. Io credo che l'UNESCO ci possa aiutare a lavorare tutti insieme per correggere gli errori e per promuovere i nostri luoghi. Grazie. Grazie davvero. Giusto il tempo per un ultimo intervento, perché siamo davvero in chiusura. Niente, soltanto dei flash di idee. Fara di Soligo. C'era un magnifico castelliere dell'età del bronzo, ho fatto la pubblicazione, una settimana dopo quel castelliere è stato distrutto. Fara di Soligo, a poca distanza, una necropoli longobarda, fatta fuori completamente per spianare completamente. La ruspa è il grande nemico del paesaggio. E purtroppo la ruspa ha una velocità di intervento superiore addirittura a quella del nostro cervello, no? È una lotta contro il tempo, è una lotta contro il tempo. E qui si chiede veramente la collaborazione degli agricoltori, no? Perché loro poverini devono lottare contro il mercato, queste cose qua, no? La tiro corta. Consiglierei a ciascuna di queste 3 famiglie di Prosecco di comprare una copia dell'enciclica Laudato Si. Una per ogni famiglia. E se la leggono a casa alla sera invece di guardare la televisione, un capitoletto alla volta, credo che possa capitare una vera e propria rivoluzione culturale. Grazie. Grazie. Un'ultimissima, mi dicono, non so se il direttore è d'accordo, abbiamo un'ultimissima signora ragazza qui in prima fila con... Ragazza, ecco, mi sono... Guarda, solo per questo... Grazie, grazie mille. Allora, io sono concorde con la signora, terra e paesaggio. È vero, paesaggio inteso come amore, combinazione tra ciò che è l'uomo e la natura insieme, ok? Devo solo dire una cosa, il paesaggio va vissuto e per essere vissuto deve essere anche salubre, deve essere anche possibile camminarci in questo paesaggio, possibile starci, andare a correre in bici, eccetera. Parla una che è stata irrorata più di una volta della nostra zona. Noi siamo nella zona di Colle Umberto, comunque impianti di vigneti che si stanno moltiplicando e anche questo, mi domando, questo è governare il territorio, il paesaggio, cioè spianare e immettere vigneti in ogni luogo e comunque non poter vivere questo paesaggio, perché se vai a correre da un certo periodo in poi, ve lo dice una che è stata errorata appunto 2 volte e ha unito altre persone che nel mio territorio sono state a loro volta irrorate, cioè sinceramente questa cosa qui la trovo un po' un paradosso, ecco, paradossale, per cui chiedo veramente che questa candidatura ben venga se poi porta a dei risultati che sono promozione sì del paesaggio ma anche una tutela dell'ambiente. Grazie. Grazie. No, faccio una battuta, è stata irrorata ma le ha fatto anche bene. Grazie al direttore. Allora, insomma, questo è stato proprio un piccolo stimolo, no, di questa grande riflessione sul tema enorme, davvero, che è il tema della candidatura a patrimonio dell'umanità UNESCO. Le criticità ci sono, è inutile nasconderlo, però forse ragionando insieme, avendo la voglia di vederle, di verificarle insieme, anche con il coinvolgimento attivo di queste associazioni che monitorano e promuovono la tutela del territorio, molto probabilmente c'è una spinta in più verso questa candidatura. Allora io davvero siamo in chiusura, volevo ringraziare, facciamo un bel applauso anche a voi che siete rimasti fino alla fine di questo dibattito. Io ringrazio il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, per aver partecipato, facciamo un applauso anche al sindaco.
Ringrazio il presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, Innocente Nardi. Ringrazio davvero il professor Pietro Laureano, grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a Federico Capraro di Federalberghi Treviso, grazie a Daniela Castiglione del coordinamento Fare Rete e un grazie sincero e grato davvero al dottor Alessandro Minuto Rizzo. Giusto il tempo di ricordarvi un paio di appuntamenti. Abbiamo detto Soligo in Rete continua questa settimana con gli appuntamenti fino a domenica, in cui ci sarà il gran finale di questa manifestazione incentrata sull'informazione a tema economico. Domani nel corso della giornata ci sarà il corso di formazione dell'Ordine dei giornalisti del Veneto dalle 9:30 con Scrivere di crisi, scrivere in crisi, e poi al pomeriggio il giornalismo del futuro tra una TV da leggere e un giornale da guardare. E poi domani sera l'appuntamento è sempre qui all'Auditorium Battistella Moccia con Tommaso Cerno, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e anche direttore del Messaggero Veneto, quindi un'altra serata importante di informazione con un ospite decisamente importante. Il tema Nord-Est, porta sull'Europa o uscita di sicurezza? Questo è il tema di domani sera. Direttore, non so se vuole aggiungere qualcosa, ci siamo detti tutto. Grazie davvero per aver partecipato e buona serata. Grazie.